Ci troviamo al Museo Giovanni Marongiu di Cabras con Nicoletta che gentilmente ci accompagna in questo tour che segue, diciamo, un andamento cronologico e per capire, insomma, che cosa si può vedere, cosa si può trovare in questo museo. Sì, come hai già detto tu, l'esposizione permanente del nostro museo segue proprio un percorso cronologico che inizia con quelli che sono i ritrovamenti relativi alla preistoria e si conclude poi con la sala che è dedicata a un relitto di epoca romana. Questa sala è molto importante perché espone quelli che sono i ritrovamenti proprio provenienti dal sito di Cucurizarrius, che è stato scavato tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 e ha restituito dei materiali che vanno dall'epoca preistorica, dal Neolitico medio, dunque partiamo dal 4000 a.C. fino al secondo secolo d.C. Perfetto, quindi questa è la primissima Esatto. sala Dell'epoca preistorica. Relativa all'epoca preistorica abbiamo una piccola esposizione che si trova qua più avanti dedicata alla necropoli, che è una necropoli importantissima perché è in Sardegna la testimonianza del rituale funebre più antico che fino ad ora conosciamo ed è proprio relativo al 4008, e poi materiali che provengono invece dall'abitato, che è leggermente più recente rispetto a quella che è la fase meno testimoniata dalla necropoli. Se ho capito bene, 4800 avanti Cristo, esatto. Siamo nel Neolitico l'altro medio. ieri. Esatto, giusto qualche anno fa, insomma. Diciamo che è un sito importantissimo perché si trovava sulle rive dello Stagno e ha restituito appunto diversi materiali che ci testimoniano anche l'uso dei vegetali che crescevano intorno appunto alle rive di questa laguna. Ok. Questo piccolo spazio è dedicato proprio alla necropoli di Cucurizarrius, dunque appunto è quella che è il rinvenimento diciamo più importante all'interno di questo sito. Qui sono state trovate delle sepolture all'interno di grotticelle scavate appunto nel terreno dove il defunto era posizionato su di fianco ed era circondato dal corredo funebre. Dunque ovviamente l'importanza del corredo funebre perché ci parla del rituale, tra cui abbiamo trovato anche oggetti personali come collane, bracciali e ovviamente quello che è l'elemento diciamo più caratteristico esatto, è proprio la statuina della Dea Madre che è stata ritrovata davanti al viso del defunto, presumibilmente era tenuto tra le mani e posizionato esattamente davanti al viso. Esatto, quindi ricordiamo questa cosa, che non si tratta di rinvenimenti a 300-400 km da qui, c'è proprio questo territorio. No, è qua vicino. Su Cucurizarrius purtroppo attualmente diciamo non è un sito visitabile perché è stato scavato per creare il canale scolmatore e si conserva solo l'isolotto, però insomma stiamo lavorando anche per far sì che magari un giorno il sito diventi fruibile. Perfetto, ok. Quindi pian piano andiamo avanti nel tempo. E dove arriviamo qui? Arriviamo all'epoca nuragica, ovviamente all'epoca più rappresentativa e maggiormente conosciuta della Sardegna. Il Sinis è un territorio molto fortunato anche sotto questo punto di vista perché conta ben 152 siti di epoca nuragica, tra ovviamente non solo nuraghi, parliamo anche di sepolture, parliamo di insediamenti, parliamo insomma di tutto quello che abbraccia questo meraviglioso periodo. E questa è una sala che è dedicata insomma a quelli che sono appunto questo tipo di ritrovamenti. Nonostante abbiamo 152 siti, in realtà poi quelli scavati sono pochissimi. Tra questi c'è sicuramente il sito di Murrumanno che si trova all'interno di quella che è l'area archeologica di Tarros ed è la testimonianza del fatto che Tarros non nasce in un luogo vuoto ma nasce in un'area in cui già c'era comunque una frequentazione precedente. Abbiamo poi il sito di Saosa, un altro sito ritrovato in modo del tutto, o meglio scavato in occasione di quelli che sono poi dei lavori pubblici, che testimonia la presenza di pozzi di epoca nuragica utilizzati per la conservazione dei cibi. Okay. Dunque sono stati rinvenuti semi di frutti, tra cui i semi d'uva, insomma è un'area estremamente importante e qua ovviamente abbiamo i materiali che contenevano questi materiali. Poi torniamo a Cucurizarrius perché come abbiamo detto è un sito che ha una lunga storia e dunque continua anche una sua fase in epoca nuragica, dove non abbiamo né una necropoli né un insediamento ma abbiamo un piccolo tempio a pozzo, dunque un luogo di culto dedicato alle acque, che è una di quelle parti che ancora si conserva sul sito. Dunque quello che vediamo ora nell'area di Cucurizarrius è un piccolo isolotto all'interno del quale appunto si conserva questo che è un tempio a pozzo. Attualmente il sito non è fruibile ovviamente perché si trova all'interno dello stagno, dunque è difficoltoso anche da raggiungere,
però chi lo sa, la fondazione sta lavorando per far sì che il Parco Archeologico e Naturale del Sinis diventi un'area che insomma ha diversi siti Certo, che pian possono essere piano, visitati un giorno. con i tempi, con i Esatto. tempi che saranno richiesti. Esattamente. Bene. Allora, in questa stanza vengono eseguiti quelli che sono proprio i restauri dei giganti e dunque è Una sorta di clinica. esattamente uno spazio di ricovero, insomma, diciamo di queste sculture, e come vedete i visitatori hanno la possibilità di vederlo, dunque di rendersi conto anche di quello che è il lungo e impegnativo lavoro che c'è dietro al restauro di una scultura. Poi a breve verranno esposte anche queste, dunque in realtà è tutto un work in progress e il nostro museo, ripeto, coinvolge i visitatori anche in questo tipo di attività. A breve poi sarà realizzato un vero e proprio centro del restauro, che avrà ovviamente parliamo di una struttura veramente importante qui a Solanas, dunque in quella che è una frazione di Cabras. Questa è l'ultima sala del percorso cronologico del nostro museo, è dedicata a un relitto romano che è naufragato vicino all'isola di Mal di Ventre. È un relitto che ha restituito circa 1000 lingotti di piombo del peso di 33 kg l'uno, dunque ovviamente anzi il numero di questi lingotti di piombo raddoppia quello che è il numero di lingotti di piombo romano ritrovati fino ad ora nel Mediterraneo, e ogni lingotto di piombo ha impresso nella parte superiore il nome del produttore, tutte indicazioni che ovviamente hanno consentito di ricostruire la storia di questa imbarcazione che proveniva da Cartagena in Spagna e che è naufragata tra l'89 e il 50 a.C. Allora, questa è la sala che è dedicata a Tarros, dunque è una sala che racconta appunto questa città di fondazione punica che poi prosegue ovviamente il suo percorso nelle fasi successive. Dunque all'interno di questa sala si trova quella che è una breve storia che racconta appunto la nascita di Tarros nel VII secolo a.C. da parte dei cartaginesi, e espone alcuni dei materiali che in realtà testimoniano anche quelle fasi magari più antiche che sul sito non possono ad esempio essere, non si vedono, non emergono. C'è una parte che è dedicata a quello che è il quartiere artigianale e poi due grandi vetrine che sono quelle che appunto si trovano addossate al perimetro della sala, che espongono i materiali provenienti dal Tophet, che è il santuario dei fanciulli, dunque quello spazio a cielo aperto dedicato alla sepoltura dei bambini morti in tenera età. Allora, questo è un cipo funerario, davanti come potete vedere ha un'iscrizione, questo l'ho trovato io durante una passeggiata proprio a Capo San Marco. Dai. Esatto, è stato un ritrovamento eccezionale perché Che emozione, un'emozione grandissima. Era lì e c'era stata una violenta mareggiata, c'era stato un crollo importante, tra i blocchi all'interno di questo crollo c'era appunto questo che è un'importante testimonianza che ci parla comunque di un suffete di Tarros. Bene, ci troviamo diciamo in uno dei punti clou di tutto il museo ed è veramente emotivamente coinvolgente trovarsi in mezzo ai giganti. Ai giganti di Monte Prama, che comunque ricordiamo sono stati trovati in una zona qui vicino, sostanzialmente. Sono stati trovati esattamente dall'altra parte dello stagno. Okay. Dunque questa esposizione che voi avete la possibilità di vedere ora, che a breve sarà modificata, è un'esposizione che noi abbiamo inaugurato nel 2024, marzo 2024, in occasione di quelle che sono stati proprio 50 anni del ritrovamento delle sculture. Volevamo regalare ai nostri visitatori una sensazione diversa. Prima le sculture stavano in un'altra sala che in realtà era illuminata da delle luci artificiali, non aveva la luce naturale e non consentiva invece ai visitatori anche di girare attorno alle sculture a 360 gradi, ammirarle in tutta quella che è la loro bellezza. Dunque cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato una nuova esposizione, abbiamo fatto in modo che i visitatori possano ora ammirare tutti i dettagli figurativi delle sculture stesse. Abbiamo legato questo meraviglioso ritrovamento all'ambiente, che è fondamentale, perché se non ci fosse questa situazione, fosse stata questa situazione naturale, ovviamente non ci sarebbe stato tutto questo. E abbiamo fatto in modo che loro guardino verso Monte Prama, il luogo che gli ha dato origine e che ha consentito il loro ritrovamento. Abbiamo esposti lungo la vetrina i modelli di Nurania, dunque quella che è proprio la rappresentazione simbolica
dell'edificio rappresentativo della società nuragica, che in realtà in questa fase non viene ormai più costruito. E poi abbiamo ovviamente i giganti. Sappiamo che sono suddivisi in categorie, sì, fra esatto, virgolette. in tipi, sì. Con quali partiamo? Allora, iniziamo dai pugilatori. I pugilatori sono anche un po' quelle sculture maggiormente, con il tipo maggiormente conosciuto all'interno appunto di quelle che sono le rappresentazioni dei giganti, che è quello che ha il guantone sulla mano destra, che possiamo vedere ad esempio in questa parzialmente conservato, e ha il gonnellino che è mantenuto da un grosso cinturone che nella parte retrostante termina a punta. Il nostro museo ospita 4 dei pugilatori. Lui è Manneddu, ogni gigante ha un nome che è stato dato dai restauratori dei bambini che facevano le guide nel centro restauro degli Punti, dunque durante la loro prima esposizione. E Manneddu è il nostro gigante viaggiatore, perché diciamo che è stato in diverse parti del mondo, è stato a San Pietroburgo, è stato a Salonicco, a Berlino, a Napoli, è stato a New York al Metropolitan Museum, è stato a Madrid e tra poco dovrà ripreparare le valigie perché Barcellona lo attende. Dunque, Okay. e abbiamo qua al centro, in realtà in questo momento, quella che è una copia autentica di Manneddu, che è quella che lo sostituisce quando Manneddu è in viaggio, perché qua al centro c'è un altro pugilatore che è temporaneamente esposto nella mostra che abbiamo dedicato a Nivola. Questa invece è una statua di guerriero. Il guerriero è il tipo meno rappresentato all'interno di quello che è tutto il complesso scultoreo, ed era caratterizzato dalla presenza dello scudo tondo e della spada. Dunque teneva con la mano sinistra lo scudo circolare, lo possiamo vedere qua nell'immagine, e con la mano destra invece manteneva la spada, sempre in posizione di riposo. È caratterizzato dall'elmo cornuto e crestato sopra la testa, che poi ritroveremo anche nell'arciere, da una tunica con un gonnellino, e poi aveva una vera e propria corazza che gli proteggeva il petto, le spalle, e aveva poi un elemento decorativo meraviglioso che cadeva sul gonnellino, che è una sorta di stola frangiata. Dunque in qua ne vediamo un pezzettino che ancora si conserva, e è un elemento meraviglioso perché a osservarlo sembra veramente di vedere del tessuto e non una pietra scolpita. Okay, abbiamo poi 2 arcieri, a destra e a sinistra. L'arciere aveva, come abbiamo detto, come il guerriero, l'elmo cornuto e crestato sulla fronte. Aveva poi un'armatura differente, o meglio, un sistema protettivo differente. Aveva sempre una veste, però aveva schinieri e gambali appunto, sulle gambe. Aveva una placca che proteggeva invece i punti vitali sull'addome, aveva poi un altro elemento di protezione sotto il collo, e ovviamente aveva l'arco, dunque aveva la faretra dietro che conteneva le frecce, e l'arco in posizione di riposo appoggiato sulla spalla sinistra, e la mano destra in posizione di saluto benedicente. Dunque ok. questo elemento è molto interessante, perché spesso ci viene chiesto: le sculture dovevano spaventare chi le osservava. Ovviamente la loro posizione ci consente di dire no, la loro funzione non era quella di far paura, ma con la loro grandezza, con la loro imponenza, sicuramente di trasmettere l'importanza di quelli che erano i simboli della cultura nuragica dell'epoca. Qui il signor Tineddu Il cosa signor rappresenta? Tineddu è un pugilatore e fa parte di quei pugilatori che sono stati trovati negli scavi del 2014, altri 2 provengono dagli scavi del 2022. È un pugilatore perché lo identifichiamo come tale? Perché ha sempre il guanto armato e ha sempre il gonnellino che termina appunto nella parte retrostante. Dunque sono elementi che identificano questo tipo di figura. Ha però, come potete vedere, uno scudo che è arrotolato intorno al braccio, dunque ha una posizione, un elemento leggermente differente rispetto invece a quello che avevano gli altri pugilatori, che lo scudo lo portavano sopra la testa. È chiamato pugilatore del tipo cavalupo perché il bronzetto di riferimento che noi conosciamo proviene proprio dalla necropoli di Cavalupo a Volci nel Lazio, dunque una necropoli etrusca, ed è un elemento importante perché ci parla di quelle che erano i commerci, i contatti e i rapporti che c'erano appunto tra le società del Mediterraneo dell'epoca. Una curiosità, ma quanto pesano questi guerrieri, visto che comunque ci sembrano molto massicci? Sì, ma sì, intorno ai 300 kg più o meno mediamente il peso è quello. E le altezze variano dal 1,65 m, col più piccolo che abbiamo, fino ai 2,35 m, che invece dovrebbe essere il nostro Tineddu. Ringraziamo tantissimo Nicoletta. Grazie e a tutto voi. lo staff della Fondazione Monteprama, anche il presidente, insomma, che ci ha
concesso queste riprese sia qui che anche negli altri 2 siti che andremo a vedere. Ci raccomandiamo di venire a visitare questo museo, perché comunque le emozioni sono veramente molto forti. Grazie mille a voi, buon proseguimento. Grazie tante, buon lavoro. Grazie.